Allora, ritorniamo qui a noi, vedete alle mie spalle il numero telefonico per avere informazioni dell'Auser. Passiamo invece adesso a un'attività pur sempre comunque dell'Auser di stimolo a muoversi, darsi da fare, stare sempre attivi, che è quello dell'andare a piedi in bicicletta in un percorso che è proprio bello. Qual è? La Treviso-Stiglia, no? Sì, 116 km dovevano essere utilizzati per fare una ferrovia, che è stata fatta una ferrovia. È stata fatta perché è la ferrovia? È diventata una ferrovia, sì, è stata realizzata durante il periodo fascista e i lavori sono stati conclusi nel 1941. Quando è stata utilizzata per 3 anni, quando nel 1944 sono cominciati i primi bombardamenti, dicembre 44, novembre 44, gennaio, insomma nell'inverno del 44-45 è stata completamente distrutta. Da quel momento in poi l'Ostiglia è stata abbandonata, totalmente abbandonata, significa che tutto quello che era nell'Ostiglia è stato portato via. Lentamente sulla massicciata hanno cominciato a crescere le piante, che sono diventate sempre più numerose, sempre più alte, sempre più strette, impenetrabili. In alcuni tratti non era proprio possibile passare. Così ad un certo punto succede che una finanziaria consente agli enti locali, in particolare alla Regione Veneto in questo caso, e poi alla provincia di Padova, di appropriarsi di quel territorio demaniale e per farlo diventare qualcosa. L'ipotesi iniziale era che doveva diventare una camionabile. Il progetto regionale prevedeva appunto questa possibilità. Quando una rivisitazione, un ripensamento dei nostri amministratori, grazie a un forte impegno delle associazioni locali, hanno consentito di trasformare questo progetto iniziale in una ciclopedonale, che è stata inaugurata nel 2012. Da quel momento in poi, quando la struttura è diventata utilizzabile da parte di ciclisti, di pedoni, di persone anziane, di persone che accompagnano i loro cagnolini, di ciclisti o di altri ragazzi che corrono con i loro pattini, è diventato un paradiso, un vero e proprio paradiso, un luogo incantevole, da tanti punti di vista. Il primo è il luogo stesso, cioè la possibilità di correre su un ambiente protetto, totalmente protetto, dove non passano macchine, dove non ci sono rischi e quindi restare sull'Ostiglia è piacevolissimo. Poi l'Ostiglia è lateralmente protetta da alberi ad alto fusto, come possono essere le acacie, oppure i pioppi. Come quelli che vedevamo prima, insomma. Come quelli che abbiamo visto prima. E invece nella parte più bassa ci possono essere gli arbusti, viburno per esempio, con dei fiori bianchissimi, o la rosa canina. E invece possiamo fare degli incontri particolarmente affascinanti, perché magari mentre stiamo passeggiando nelle vicinanze può arrivare un merlo, può arrivare una tortora, possono arrivare vari uccelli. Ecco, in questo caso vediamo un rapace particolarmente difficile da vedere, che è un astore, mentre questo è un merlo. L'astore è capitato casualmente in una legnaia di un mio amico ed è riuscito a fotografarlo mentre stava divorando un uccello che aveva preso e lo ha trasportato lì nel luogo dove lo vediamo adesso. È rarissimo da vedere perché ci sono altri uccelli rapaci del nostro territorio, come possono essere il gheppio per esempio, che a volte vediamo fermarsi, librarsi in aria con le ali in attesa di scegliere il momento giusto per colpire. E altre volte invece vediamo degli uccelli molto più semplici da individuare, come possono essere questi merli che tranquillamente passeggiano sull'Ostiglia o nelle adiacenze. Ecco, il territorio ecco, questi invece sono delle cavolaie, sono delle farfalle che stavano inseguendosi sull'Ostiglia in attesa probabilmente dell'accoppiamento oppure
per motivi semplicemente di divertimento e poi magari se ne vanno tranquillamente altrove a posarsi. Ecco, sono 3 momenti di queste 2 farfalle che si stavano inseguendo proprio sullo Stiglia. Noi possiamo essere affascinati da questa, ecco, questa invece è una Vanessa che è appena uscita dallo Stiglia in quella farfalla con colori neri e rossi che vediamo frequentissima in questo momento, in questa stagione sullo Stiglia, quindi questo è un esemplare di Vanessa che è frequentissimo nella stagione autunnale. Poi è probabile che in questa stagione possiamo incontrare anche i bruchi di questa farfalla. Questo è l'equiseto. L'equiseto è una pianta che si chiama così da equus, da cavallo, che ha questo ciuffo in alto che assomiglia molto alla coda di un cavallo e poi ha 32 diciamo, tubicini, uno sopra l'altro, che assomigliano molto alla colonna vertebrale. Questi ossicini, questi tubicini sono pieni di acqua e aria, tant'è vero che se li premiamo esce, a volte sente proprio un puffo d'aria che esce. E questa pianta, se vediamo nelle immagini successive, dovremo anche vedere l'evoluzione nel tempo di questa pianta, eccola qui, che a volte si trasforma in una specie di fungo. E ci sono quindi queste stagioni, la stagionalità dello Stiglia è molto importante, molto bella, perché conoscere il territorio, vederlo in tutte le stagioni, vedere l'evoluzione delle stagioni, questo è un gigaro invece, no? Questa è una pianta particolarmente affascinante perché dentro la pianta, sotto la foglia, noi vediamo quella parte gialla, no? Ecco, quella parte gialla lì è molto amata dai bombi, dagli insetti. E cosa succede? Che quando un insetto entra dentro quella parte interna della pianta, la foglia che è sopra scende giù e in qualche modo lo avvolge, lo trattiene. E poi quando l'impollinazione è avvenuta, in pratica quando il tempo è scaduto, la foglia si rialza e l'insetto se ne vola via. A quel punto l'evoluzione di questa pianta è, probabilmente la vediamo nelle immagini successive, potrebbe essere, no, questo è un lamio, quindi non c'entra nulla questa. Probabilmente vedremo con una pannocchietta rossa e gialla che si alza e diventa l'evoluzione, la trasformazione di questo fiore nel frutto. Insomma, che ci sono tantissime piante. Tantissime piante. Questa pianta se la troviamo... anche l'accume di coglierle. Sì, è molto, molto... Ecco, questo invece è in dialetto veneto lo chiamiamo l'amoaro. Questo è il mirabolano. Questa è proprio una foto fatta dallo Stiglia di questo frutto che ormai è scomparso perché dalle nostre parti questo frutto non è più apprezzato. Noi amiamo la frutta, sì, quando non è ancora maturo è un po' aspro, però in piena maturazione è veramente una squisitezza, dolcissimo. Da bambino lo mangiavo anch'io, quindi posso testimoniare che effettivamente era buono. Però è vero che adesso le nuove generazioni non lo conoscono. No, non lo conosciamo e quindi ci sono delle piante appunto come il mirabolano che abbiamo visto prima che sono presenti soltanto in luoghi abbandonati, si potrebbe dire, come lo Stiglia, per fortuna abbandonati perché allora in quei luoghi si possono ancora continuano trovare. a crescere delle piante e continuano a esistere degli insetti che altrimenti altrove sarebbero assolutamente impossibili da vedere e da fotografare. Quindi io credo che... No, però prima di entrare, siccome abbiamo lasciato un po' sospesa la cosa, da dove parte lo Stiglia, che percorso traccia? Allora, lo Stiglia si può dividere in 2 parti. C'è la parte che va da Ostiglia fino a Gresignano di Zocco, che non è utilizzabile perché non è ancora stata non è ancora stata realizzata la costruzione dello Stiglia. Quindi chi pensasse di prenderla da Gresignano verso
Chi invece le può prendere da Rignano di Zocco, in realtà da Poiana di Granfion, che è lì vicino, insomma, no? Perché c'è un trattino che va, un trattino vicentino che va fino a Poiana di Granfion, è terra battuta, però da Campodoro fino a Treviso, fino a Quinto di Treviso, è tutta costruita ed è possibile utilizzarla completamente. Quindi uno si reca a Campodoro, trova le indicazioni dell'inizio della Treviso-Ostiglia, che sono segnalate. Che sono segnalate, sì, si arriva fino a Piombino Dese, da Piombino Dese in poi e si entra nel territorio trevigiano. Il territorio trevigiano, diversamente da quello padovano, è in terra battuta, mentre il territorio padovano è in asfalto, come abbiamo visto. Quel territorio è ancora in terra battuta. Costeggia un canale? No, allora i canali che abbiamo visto, compreso questo, sono tutti i canali che incrociano l'Ostiglia. Quindi l'Ostiglia non segue mai l'andamento di un fiume, ma sono tutti fiumi che le intersecano, per cui su tutti quanti questi fiumi, questi canali, è stato necessario fare dei ponti, molti ponti, 74 ponti sono stati fatti sull'Ostiglia. Questi 74 ponti in parte erano in ferro, altri erano invece in mattoni, e questi ponti consentivano appunto l'attraversamento del Brenta, del Piave, del Bacchiglione, di tutti i fiumi che, grandi o piccoli. Il Sile, prima abbiamo visto un tratto, diciamo, del Dese, il Sile, che è l'ultimo fiume che si incontra prima di arrivare a Treviso, e c'è un ponte proprio su Santa Cristina al Tiverone, si chiama così perché si presume che l'imperatore Tiberio con le sue armate sia passato proprio su un ponte che era sopra l'Ostiglia, esattamente sul luogo dove oggi noi incontriamo questo ponte sull'Ostiglia. E questo è un airone. Gli aironi sono diventati animali molto frequenti nel nostro territorio, amano l'acqua, come vediamo qui, e con il loro volo stupendo riescono ad alzarsi anche da basse, dalle acque, e alzarsi rapidamente e risalire, ma sono molto diffidenti, quindi riuscire a fare una fotografia vicino come siamo riusciti a farla qui ad un airone è veramente una eccezionalità. Quindi riuscire a vedere un airone vicino all'Ostiglia, nelle adiacenze, su un fiume, è diventato veramente una impresa, e ci siamo riusciti ed è un spettacolo vederli volare. Mentre un animale che secondo me è veramente eccezionale, che siamo riusciti a fotografare nelle vicinanze dell'Ostiglia, è invece un animaletto rarissimo, lo chiamano il piombino, no? Che sarebbe questo animaletto che ha dato il nome a Piombino Dese e dà questi colori straordinariamente belli e che riusciamo a vedere soltanto raramente. È probabile che dalle immagini si possa... Che tipo di animale è? Sì, è un uccellino, okay. Un uccellino molto, molto piccolo che è rarissimo da vedere e che probabilmente andando qualche volta sull'Ostiglia riusciamo anche a intravedere, insieme con le garzette, che sono invece di colori molto bianchi, e ci sono i corvi. Ecco, questo è una gazza. Questa è una gazza con le ali molto bianche e invece il corpo nero. Le gazze sono diventate molto frequenti nel nostro territorio. Questo significa che ci sono dei rischi per gli altri uccelli, perché le gazze hanno la cattiva abitudine di prendere i nidi, rovinarli, mangiare addirittura le uova e mettere le proprie uova al posto degli uccelli che sono i proprietari di quei nidi. E quindi questo determina che nascono più gazze di quante ne potrebbero essere, perché gli altri uccelli sono in qualche modo depredati da questo. Ecco qui, bellissimo airone cinerino. No, questa è una garzetta bianca che è una pescatrice che si mette vicino alle acque dei fiumi, ma che dall'Ostiglia la possiamo vedere, e ormai sono diventate così numerose che
possiamo tranquillamente vederle che in ogni angolo. Dalle nostre valli venete, no? Sì, sì. Che migra dalle valli venete e vengono ai nostri corsi d'acqua. Sì. Sì, sì. Ecco, tutte queste immagini che ho messo a disposizione mi auguro siano proprio uno stuzzichino, un antipasto, diciamo, in qualche modo. Ecco, però come tragitto è cos'è? Un anello? Come uno può organizzarsi? Magari le dice appunto persone anziane, bambini, come deve strutturarsi? Perché 100 e rotti chilometri fatti in una sola tornata e magari deve tornare indietro a prendere la macchina, sono 200, mi sembra che siano da grandemente allenato. Come è percorribile? Ci sono più opportunità. La prima soluzione è questa, partire in macchina e avvicinarsi e poi prendere la propria bicicletta e fare quel tratto di percorso che ritiene sufficiente o comunque compatibile con le proprie, e poi ritorna indietro al posto in cui ha lasciato la macchina. La seconda possibilità è di usufruire di una risposta che ha dato il Bike Park, che è una struttura di energia pulita. Energia Pulita, la zona di Piombino Dese, ha messo a disposizione una struttura dentro la quale è possibile sostare, ci sono giochi per i bambini, è possibile parcheggiare le biciclette, è anche un'area di sosta, e loro possono portare le biciclette di loro proprietà e affittandole noi possiamo fare il percorso che riteniamo opportuno. Loro le portano con un carro, le mettono a disposizione sulla base delle richieste che facciamo, sia da uomo che da donna per i bambini. Una volta portate a destinazione si può tornare indietro, oppure se noi riteniamo di andare nella direzione che abbiamo ritenuto più appropriata per noi, le possiamo depositare lì e ci riportano indietro nel luogo dove abbiamo depositato le nostre macchine. Quindi c'è la possibilità di usufruire anche di questo servizio di biciclette per chi vuole invece usufruire di una bicicletta a noleggio, insomma, ecco. Perfetto, allora parliamo ancora di questo, poi parleremo anche magari dal punto di vista culturale, quindi artistico, se ci sono anche delle cose da vedere nelle vicinanze, anzi ce ne sono, dopo la pubblicità.